Prova. Salve, buonasera a tutti. Buonasera amici dell'Edicola di Pinuccio, siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport dell'Istituto Mascagni di Catania per trasmettervi questa nuova giornata di campionato di Serie B. Ad affrontarsi saranno la Volley Valley e la Pallavolo Jolly 5 Frondi. Qui con me come sempre Renato Gallo. Buonasera, buonasera a tutti. Una Jolly che viene dalla dura sconfitta alla Lamezia per 3-0, sconfitta da dimenticare, mentre Volley Valley è carica dalla vittoria contro Modica per 3-0. Tutto pronto? Gli arbitri dell'incontro, ce li hai tu, Renato? Sì, abbiamo la coppia arbitrale viene dalla provincia di Siracusa, Lucia Calafiore da Solarino e Daniele Amenta da Floridia, sempre Siracusa. Le squadre si posizionano in campo. Controllo. Prova. Abbiamo problemi con l'audio. Penso che adesso ci siamo. Tutto pronto, si controllano le formazioni iniziali. Per la Jolly, solito 6 con Chillemi libero, Bonati, Dallagnol e avanti Laganà, Bellucci e Aprile. Mentre nel Volley Valley non c'è stato lo start and six, quindi li diremo noi. Avanti Saitta, Bandieramonte, Saraceno, dietro il libero numero 8 Chiesa, il numero 6 Buremi, Mancuso al servizio Mancuso. Bonati riceve non bene, alza Bellucci in bagger e attacca lo stesso Matteo Bonati che si fa aiutare dal muro, portando il primo punto della Jolly con un money out. La Jolly quindi parte al servizio con Samuele Aprile, mentre nella Volley Valley c'è il +1. Mancuso alza per Bandieramonte, cerca e trova il pallonetto che tocca il muro Jolly, sì, ma la palla tocca terra. Preparato Laganà, io non mi sento in cuffia, non so se si sente in diretta. Al servizio Saitta con la sua spin su Chillemi. Bellucci sceglie e trova Nicolas Nardi che non forza più di tanto come siamo abituati ai suoi attacchi, ma trova il punto giusto. 2-1 Jolly. Servizio, sempre in cuffia, non mi sento. Ti sento in basso pure io, però in diretta si sente. Laganà al servizio, pronto anche lui con la spin. Forte, riceve, attacca il muro. il numero 6 Buremi, tocca il muro, ristabilita la parità. Non c'è il tabellone, Gabriele? No. Ce l'abbiamo? Ah sì, in fondo, sì, ok, ce l'abbiamo trovato. Cartaceo. Bandieramonte al servizio, il più alto di tutti. Riceve Dallagnol, Bellucci vede un buco enorme lasciato al centro del campo e fa una delle sue. Non è la prima volta che Bellucci sorprende la difesa avversaria. Ed è una cosa che abbiamo visto poche volte l'anno scorso. Adesso Bonati al servizio per la Jolly. Riceve Buremi che regala la palla a Nicolas Nardi e non si fa pregare. Mette palla giù. 4-2 Jolly. Pronto ancora Matteo Bonati al servizio.
molto lunga la palla. Muro di Matteus Dallagnol. Sì. Ha murato Saraceno dopo che il setter della Volley Valley ha scelto l'attacco da posto 2. Ma è un altro punto jolly, 5-2. Matteo Bonati ancora al servizio. Molto tesa Saitta. presa. Bella questa schiacciata di Buremi. Eh sì, muro a 1 era libero di stringere più che può. Infatti ha trovato una bella diagonale. Adesso al servizio Saraceno. Matteo Bonati non riceve al meglio. Matteo Dallagnol. Muro a 3 volta addirittura. Di Buremi. È stato bravo Buremi qua, ma soprattutto bravo il muro a 3 della squadra che ha saltato in contemporanea, molto coordinato. Ha trovato il punto. Adesso al servizio ancora Saraceno sul 5-4 jolly. Di nuovo su Matteo Bonati, questa volta riceve bene. Matteo Dallagnol spinge la palla. È una doppia. Sì, Mancuso ha cercato l'alzata verso Saraceno. Un'alzata quindi all'indietro, però Intanto è doppia. Nicolas Nardi al servizio per la jolly. vediamo forza. Bene la ricezione di Saitta. Saraceno ancora. C'è copertura, non tocca. Non c'è nessuno dietro. Nessuno. Recupera Matteo Bonati per come può. Come al solito. La alza Matteus Dallagnol. In bugger non bene. Sì, poi l'attacco tripollo da questa parte. Saraceno ancora. È lunga, non out. c'è tocco, non c'è tocco. E si arrabbia Polimeni con i suoi. Sì. Si erano intralciati Matteus Dallagnol e la Ganà. Bellucci non ha notato che entrambi erano a terra e ha alzato da quella parte. Per fortuna un recupero di Matteo Bonati. Bonati e la Ganà, non Dallagnol. Nardi al servizio. Ottima, fortissima. passa tra Saitta e il libero Chiesa. Vediamo anche il replay offerto dal regista Annalisa Gallo. 4-8. Primo time out. Siamo stati bacchettati da Saitta quando stavamo montando, perché alla partita di andata, per un refuso sui nostri, sulla formazione c'era stata data, era Giaitta, e quindi l'abbiamo chiamato Giaitta per tutto il match. Io non mi ricordo, ma se lo dice lui. Chiesto e quindi è Saitta ex Giaitta. Chiesto time out dal coach Bonaccorso sul 4-8. Di solito mi spavento pure a parlare perché si sente in tutta la palestra. Rimbomba, perfetto. Sai che facciamo? No, vabbè, possiamo parlare, tanto è alto il volume, che di solito in cuffia sentiamo solo la nostra voce, quindi di solito nei vari palazzetti c'è il macello, no, del tipo tamburi, e quindi siamo abituati a gridare. Qui invece c'è il silenzio totale e quindi ci ascoltano tutti. Nardi al servizio per la jolly. Jump. Buona Saitta, ributta di là in bugger, sì. Free ball, la Ganà senza muro. Bravo. Però con una mano era riuscita il muro della Volley Valley, almeno ha toccato. Eh sì, devono stare attenti alla Ganà, perché se si lascia spazio lui ne approfitta. Nardi ancora al servizio per la jolly con la sua jump spin. Ancora molto Saitta forte. bene, tiene Chiesa. Buona anche dall'altra parte Nardi, e il pallonetto, ma c'è copertura. Saitta senza muro. Matteo Dallagnol
schiaccia su Platania e mani fuori. Bella azione, abbiamo visto una bella azione, grandi recuperi Sì, da tutte e due le parti. bella copertura di Nicolas che dal 1,98 m è riuscita a recuperare una palla a terra. Anche dall'altra parte c'è stata una bella copertura, se non mi sbaglio, da parte di Saitta. Saitta, sì. Nicolas Nardi ancora per la Jolly. Stavolta non la forza più di tanto, si aiuta anche col nastro. Primo tempo Murato, Calza Chiesa, Saraceno. Saraceno, copertura Bravo, di Matteo Bonati, Lagana senza muro ed Out. è out. Questa volta È fuori di poco. sì, ha scelto le linee Lagana, ma non le ha trovate. Ha forzato troppo. Palla Buremi, out. Buremi al servizio. Bonati. Matteo Bonati, vediamo se Matteo sta all'agnale, muro, ma c'è copertura di Bonati. Costretto Bellucci in bugger. Chiesa in tuffo. Alza Buremi, Buremi. Saitta manda di là. Primo tempo di Oh, Aprile. Non l'ha sfruttato. Si perché tira piano sì, sulle sì, mani della difesa del muro era piazzato di e Volle preparato Valley. il muro. E gliel'ho detto, ha mangiato troppo panini. Gliel'ho detto che lo dicevo. Non ha fatto altro che mangiare panini per tutto il viaggio. E questo è il risultato. Poi non si salta. Samuele, quando lo risenti, tanto mamma e papà lo sentono, meno panini. Buremi al servizio. Out. Out. Ha cercato la jump float, ma l'ha spinta troppo e gli costa il cambio. Esce quindi Buremi, entra il numero 4 Di Di Franco. Jolly in P1, pronto Bellucci al servizio. Questa jump float, Chiesa tiene bene, attenzione, Saitta è out, è in campo, non l'ho vista, In campo, in è campo. nell'angolo coperto dall'arbitro. È in campo. Risulta pure la grande Saitta. Le è piaciuto questo punto, Sì. in effetti. Una combinazione veloce da parte della Volle Valley, messa a segno, Platania al servizio. che è entrato al posto del libro, ovviamente. Matteo Molto Bonati tesa. riceve bene, Lagana Murato. Primo tempo di Bandieramonte, palla a terra, 8. Ancora veloce la Volle Valley. Ha portato ad un altro punto. Il primo tempo stavolta è stato di Bandieramonte. Adesso il servizio ancora Platania. Riceve Chillemi, non al meglio. Bellucci sistema il pallone È out. per Dalagnol, che vuole scavalcare il muro, ma la palla va out. E quindi 9-11. Ancora Platania al servizio. Sì, sono 3 punti consecutivi. 4 i punti 4. consecutivi. Bonati Matteo Bonati, ancora, non al malissimo meglio. la ricezione, pallonetto, c'è terzo tocco. Saraceno manda di là, free ball per la Jolly. Bellucci ancora sceglie e trova Matteus Matteo questa Saraceno. volta mette giù. Ed è Matteo Dalagnol che si prepara per la Jolly al fischio dell'arbitro a servire. Vediamo se forza, pare di sì. Si aiuta col nastro, Chiesa è costretto all'alzata. Saraceno ha mandato la palla nel campo della Jolly. Bonati, ma Bonati è molto, molto forte. Saitta dalla parte opposta supera il muro e mette a terra. brava la Volle Valle in questa azione. Ha coperto il più possibile e ha messo in difficoltà la Jolly con attacchi vari. Gestita bene l'azione. Tanto si fa sotto a 2 lunghezze Volle Valley. Servizio del numero 5 È Mancuso. out.
Sbaglia il setter della Volley Valley questo servizio, regalando un altro punto alla Jolly. 10-13 il centrale polistenese della Jolly al servizio. Su Saitta, e Saitta servito, my out, non c'è tocco, non c'è tocco, chiedono il tocco ma palla è andata direttamente out. E tra l'altro Mancuso aveva alzato la palla in pratica da terra e con un palleggio all'indietro. Ancora Mancuso, la palla che rimane lì. Su schiacciata di Saraceno non riesce il muro cinqueprondese a riprenderla, a dargli vita. Torna in campo Buremi, esce quindi Di Franco. Servizio Volley Valley con Saitta. Buona ace di Saitta. Chillemi. Ace di Saitta, non riesce a sollevare questo pallone Chillemi. Sì, schizza direttamente in panchina. Quindi ancora Saitta, il capitano della Volley Valley, al servizio. Vediamo se è sempre su, questa volta su Mateus che tiene bene, e Matteo Bonati, palla spinta, bravo. D'astuzia la giocata. Chiamano una palla trattenuta i giocatori della Volley Valley. Saitta, il capitano, è andato a protestare dall'arbitro. Cosa ha chiesto Renato? Non stava chiedendo la trattenuta. No, forse sì. Chiedeva l'impatto della palla. Gli ha detto che non c'è stato un grande impatto. Chiedeva quindi la palla trattenuta dalla mimetica che abbiamo visto. Mimetica. Come mi è venuto in mente? Buona Chiesa. Come mi è venuto in mente mimetica. Eh sì, perché era buona. Forte. Intanto forte la Canà. Non riesce a riprenderla. Mi sposto perché sono appoggiato al muro e ora il freddo del muro è arrivato fino la Canal servizio. Out. Nettamente fuori la palla di Laganà. Volley Valley che comunque si porta al 13° punto e si incoraggiano tra di loro i giocatori. Sì, hanno recuperato 4 punti e poi siamo stati sempre lì. Ora sono 3 le lunghezze di vantaggio della Jolly, mentre Bandiera Monte serve su Matteo Bonati. Laganà da quest'altra parte, tocca. C'è il tocco, ha toccato la rete. C'è il tocco, perché c'è una rete. C'è il tocco, c'è una rete sul soffitto. Sì, non ha guardato, l'arbitro non ha alzato la testa, ma si è visto. Di quanto abbassa il soffitto questa rete, Renato, ad occhio? In centro anche di un metro, un 70 centimetri nel centro. Sì. Parte centrale che cala. Comunque 14-16. Bellucci sceglie, trova un buon pallonetto dalla parte di là. Sì, non copre bene Mancuso aveva intuito, ma con un solo braccio non è riuscito a tirarla su. Non ravvisato dall'arbitro, strano. Vabbè, in ogni caso no. Forse noi che siamo qua in alto l'abbiamo vista, Gabriele. Sì, di là. Vabbè, forse pure la rete che si muove la devi vedere, insomma. Sì. Bonati intanto. Muro di Bellucci. Monster block di Alessandro Bellucci, che mette la palla a terra con un suo muro. 14-18. E Bonati al servizio. E out. Ha cercato la jump float molto tesa. La palla va out.
Io mi sono perso col punteggio. 15-18. Servizio saraceno, Matteo Bonati. sempre Matteo Bonati. Muro, attenzione dietro. Chillemi ha coperto. Bellucci in bagger. Buona di Matteus Dalagnolo che passa sul muro a 3 e mette giù una bella palla. Sì, Saraceno non è riuscito ad alzare il pallone quanto basta. Tocca. E quindi punto Jolly. Nicolas Nardi al servizio. Che è sta formazione intanto nella Valle Valle. Il capitano Saitta controlla la formazione. Un classico ormai nelle partite per interrompere un po' il ritmo della squadra avversaria. Nicolas Nardi al servizio per la Jolly. Out anche questo servizio. Out anche questo. Altro punto regalato alla Volley Valley. 16-19, che quindi si riporta a -3 la squadra siciliana. Al servizio Buremi, molto tesa, sempre su Matteo Bonati. Bellucci sceglie e trova Samuele Aprile. La palla torna nel campo Jolly, ma Chiesa c'è e recupera un altro pallone. Saracena sceglie la Gana, poi la Gana stesso attacca. Un'altra palla recuperata. Saracena ancora. Mamma mia, che azione che abbiamo visto. Bellissima azione tra le due squadre. La partita rimane viva. 17-19. Buremi ancora al servizio. Queste due sono le out. Intanto il servizio di Buremi. Stavo dicendo che questi due giri sono quelli che fanno giocare di più le due squadre, quelli con Buremi al servizio per la Volley Valley. Adesso Jolly in P1 al servizio il regista Bellucci. Riceve Buremi. Aveva alzato un pallone per la Canà. 4, cioè 4 non, sì, per modo di dire. La palla rimbalza sul nastro e cade in campo. E si arrabbia Saitta con i suoi. Chiesto anche time out dal coach Bonaccorso. 17-21 al palazzetto dello sport dell'istituto comprensivo Mascagni di Catania. Ci possiamo sentire i discorsi di tutti quanti in questo palazzetto. Prova. Ci risiamo. Abbiamo problemi con l'audio. Abbiamo visto intanto un altro muro, un altro monster block da parte della Jolly. Questa volta Samuele Aprile. Adesso al servizio ancora una volta Alessandro Bellucci. Ancora palla flottante sempre su primo Buremi. Tempo messo a segno, sì, da Platania. Rientra
Bandieramonte nella Volle Valley, perché al servizio va Platania. Teso su Chillemi che regala il pallone nel campo della Volle Valley. Ne ha approfittato Bandieramonte, appena rientrato. Quindi 19-22. Platania ancora al servizio. Chillemi. Bellucci sceglie, trova Mateus Dalagnol che scarica il pallone sulle mani del muro della Volle Valley, quindi mani fuori. 19-23 al servizio Mateus Dalagnol. Fortissima Bene, su Chiesa, non tocca. Saraceno attacca, non riesce a trattenerla la Jolly, invece sì. Bravo Chillemi, lo rimanda dall'altra parte. Attenzione al primo tempo. Vabbè, questa non si poteva prendere. Questa non si poteva prendere, ha tentato Bellucci, ma comunque grandissima recupero da parte della Jolly. Però punto Volle Valley che si porta di nuovo a -3, 20-23. +1 anche in Volle Valley in questo momento. Al servizio numero 5 Mancuso. Bellucci sceglie la Ganà che la va a scaraventare sul primo, sulle mani di Mancuso. Io sì, sono sempre basso, Gabriele, io non mi sento. sul posto 1 l'ha scaricata. Adesso per la Jolly cambio, esce il centrale che era al servizio Samuele Aprile ed entra il piccolo Giacomo, piccolo per modo di dire, è alto anche lui. È entrato quindi Giacomo Varamo al servizio per la Jolly. Chiesa riceve subito primo tempo di Bandieramonte e quindi 21-24, primo set point annullato. Rientra Samuele Aprile al posto di Varamo che poi lascia spazio al libero Chillemi. Al servizio il capitano della Volle Valley Saitta su Chillemi. Bellucci, la Ganà, c'era il muro, Chillemi come può attacca Bonati, c'era un'invasione e poi la Ganà c'era un'invasione, attacca. si è vista la rete muoversi dopo il passaggio della... Vabbè, in ogni caso primo set portato a casa dalla Jolly 5 Frondi, 1-0, 25-21. Finito questo primo set a Catania. Sì, siamo in una palestra, Istituto Comprensivo Mascagni, piccolissima, non ci sono, solo una fila di sedie a bordo campo. Per essere una, sì, per un istituto comprensivo, sì, abbastanza carino. Purtroppo non c'è posto per il pubblico, noi siamo su un secondo piano, c'è un corridoio che dà accesso a delle sale riunioni, una balconata, sì. Sotto di noi una sola fila di sedie, le poche sedie che c'erano, forse qualcuno se l'è portata da casa. No, sono quelle della scuola. Quindi ne hanno chiesto addirittura in prestito per far sedere il pubblico. Vabbè, ti porti la sedia da casa, non ci sono problemi. Gli scout sono su una cattedra, noi su un banco di scuola. No, Annalisa ha la sua ora mi sento, ha trovato dove era l'inghippo sul mixer. Prova, piano. L'anno scorso eravate qui, io non c'ero, Gabriele. Tu sei, non anche tu, questo è l'anno scorso qua? Non l'abbiamo fatta la partita? Volle Valley. Io no, non sono venuto una sola volta l'anno scorso. E siccome in questa palestra era non sono mai venuto. Pozzallo l'abbiamo fatta io qui? e mio papà. Quindi questa è saltata, non l'ha fatto nessuno. Esatto, sì.
bersagliati, la fila di pubblico sotto è bersagliata ora dal dalle palle dei riscaldamento. ragazzi che si riscaldano. Ogni tanto arriva un pallone qua su. Sto notando buon accorso il coach della Volle Valle che Sì, è dà tutto. informazioni soprattutto a Mancuso, Se riusciamo a spostare la telecamera che è posizionata in alto. mentre il mister Polimeni già è pronto a consegnare la formazione per il secondo set. Forse già l'ha consegnata. Vedremo come partiranno le squadre nel secondo set, se ci sarà qualche cambio o se ci sarà qualche cambio di giro. Questo è il massimo angolo che possiamo riprendere. Mancano due piccoli triangolini. Stavo Ora, notando Presta e Limberger nel riscaldamento ma i due cercavano di fare triangoli, centro. Annalisa, che mancano? Formano un quadrato? Ah, ne manca anche un pezzetto davanti. Sì, ma questo sì, 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 hai ragione. Uno Manca un solo ne altro. E vediamo. questo qui lo possiamo prendere, perché dietro abbiamo spazio. Ecco qui, visto? Ora ne mancano solo due. E Parliamo tra voilà. di noi ogni tanto per passare il tempo, per intrattenervi un po' di più. Partiamo con i saluti, Gabriele. Questa volta dobbiamo salutare i parenti di Alberto di Limberger dal Brasile, che ieri ci ha detto che ci seguono. Anche, vabbè, la moglie a 5 pronti, ovvio. Poi ci sono i nonni di Tofoli, gli amici del nostro regista, e poi d'obbligo mamma Zito, mamma Signora Zito. la signora Zito. Intanto Intanto è ha un mani ricominciato fuori del numero 10 Saitta. sul servizio di Samuele Aprile. Subito la risposta della Volle Valley. Tacco veloce, Saitta ha trovato le mani del muro di Laganà. 1-0 Volle Valley. Servizio di Mancuso ricevuto, poi attacca Matteo Bonati, c'è la copertura, Mancuso Muro. sceglie, hop, copertura ancora della Jolly, Laganà attacca, c'è Buremi, poi Bandieramonte ha provato ma Nardi ha fatto buona guardia, ancora Bravo. Nardi a saltare il muro sull'attacco di Saitta, però mani fuori. Proteste di... Non alzate, chi è che alza? Non si sente Gabriele, io lo sento forte. Ecco qua, ha alzato Gabriele. Ora però appena tocchiamo qualcosa su questo mixer partono disturbi mostruosi. 2-0 Volle Valley, ancora Mancuso al servizio che poi va a Chiesa di coprire, nuovo, l'ottima Chiesa ancora, copertura come prima. bravissimo, out però. Aveva gridato Bandieramonte, non so perché, ma Ora in è ogni sparito caso un po' di rumore in cuffia. Gabriele, tu ti senti? sì. 2-1 Volley Valley, Laganà al servizio per la Jolly, molto forte, si aiuta con il nastro, attacco da parte di Saitta, ancora Saitta, c'è sempre il muro della Jolly, c'è però Matteus Dall'Agnolo a coprire e questa è dubbia la quarta, però la Jolly non protesta, quindi evidentemente c'era attacco, quindi che ha toccato il nastro, e quindi terzo punto, ho detto 3000 volte quindi. Quanto Terzo punto siamo? per la Volle Valley, 3-1. Quindi sul segnapunti al contrario. Sì, hanno cambiato. Bellucci, grandissimo attacco di Nicolas Nardi, fa valere i suoi centimetri. Ottimo primo tempo da parte della Jolly, che si riporta a -1 e va al servizio con Matteo Bonati.
primo tempo. Bandiera monte, la palla balza Ricade sul di là. nastro. Si ferma sul nastro la schiacciata di Saraceno. Eh sì, 3 pari. Saraceno aveva una palla un po' troppo arretrata, non è riuscito Però era senza ad muro, attaccare al quindi meglio. poteva comunque scegliere una soluzione diversa. Sì, non la doveva forzare. Matteo Bonati al servizio, ha chiesto l'arbitro ad Andrea Bresta di allontanarsi un po' perché era quasi in campo. Bonati piovuta bene. Di nuovo Muro. E c'è di nuovo bella questa combinazione. Col goniometro Nicolas Nardi ha trovato un punto non coperto nel campo della Volley Valley, ha approfittato e quindi 3-4. Matteo Bonati al servizio. Chiesa, primo tempo, Ah, tocco di Nicolas Nardi. Nicolas Nardi, la palla finisce out. 4 pari. Ci chiedono un po' di vita dalla regia. Un po' di vita, insomma, qua in piedi in un angolino appoggiato alla balaustra, non mi posso muovere, tanto vita. Ah, attacco di Mateus Dalagnol, c'è il tocco, la palla va a finire sotto il seggiolone dell'arbitro. Quinto punto della Jolly, di nuovo a +1, che va al servizio con Nicolas Nardi. Sceglie ancora una volta la jump spin, Viene ricevuta Saita. bene. Out. Sì, out l'attacco di Saraceno, molto ricercato da parte della Volley Valley, molto Sì. ricercato dal regista Mancuso. Nicolas Nardi ancora. Pronto alla jump spin che stavolta si ferma sul nastro. Saraceno al servizio per la Volley Valley. Oh, Presa all'ultimo secondo nella Volley Valley, attacca, e la recupero. recuperata anche questa, quindi free ball per la Jolly. Abbiamo visto 2 grandi recuperi da parte della Volley Valley e poi la palla si blocca sul corpo Su Saraceno, di di Saita. Saraceno rimbalza su Saita. Sì. Bellucci al servizio. Io continuo ad avere un motorino in cuffia. È un diesel. Alessandro Bellucci al servizio. Grandissimo attacco del numero 6 Buremi. Trova un altro punto per la Volley Valley. Diamo i saluti, mi dice Gabriele, della mamma di Peppe Zito. Out Out intanto al intanto servizio. questo servizio. Vediamo gli altri. Sì, Conad alle 18 sta giocando contro l'Algoritmi a Pianopoli. Ospiti a Pianopoli, perché non è il palazzetto Sì, della Mezia. Tanto buona, Matteo Dallagnol è anche fortissimo. buona la tenuta. Tocco del muro sulle Mani mani fuori. di Laganà. Conad ha già giocato la partita di ritorno? Sai nulla? Mi sembra di no, settimana prossima o questa settimana? Questa settimana.
Non sappiamo. Allora chiediamo alla signora Zito di mandarci un, un messaggio. Platania al servizio, molto tesa su Matteo Bonati. Bellucci prova a rimediare, regala la palla nel campo della Volle Valley. Attacca Eccolo, Saraceno. Saraceno, ma Bellucci. non riesce. Chillemi in bagger verso Matteo Bonati che attacca ancora. C'è il muro. Chillemi non era pronto. E siamo in parità. Sì, Chillemi non era pronto sulla copertura. Di nuovo pari. Di là si prepara Platania. Genflot molto tesa. Ancora su Bonati. Bersagliato dagli avversari. Bellucci sceglie ancora la Ganà. Incrocia la palla è dentro. Io l'ho vista out. Eh sì, era out sinceramente. Io l'ho vista out. Guardate nel replay. Protestano tutti nella Volle Valley. Protesta il coach Bonaccorso che ce l'aveva davanti. Protestano anche i panchinari. Però bisogna vedere, non era molto fuori, quindi possiamo considerare anche lo schiacciamento della palla che potrebbe aver toccato con quella linea. Noi non abbiamo si sono rassegnati. Si sono rassegnati dopo le proteste. C'è stato il punto del primo set che ha toccato sul muro. Sì, sul soffitto. Sul muro soffitto. Sulla rete, ecco. Ha toccato la rete del soffitto, che sta a protezione dei pannelli isolanti di questa struttura. Samuele Aprile al servizio per la Jolly. Altro monster block della Jolly. Nicolas Nardi. Sì, prima Bellucci, poi Samuele Aprile, poi Nicolas Nardi. Cambia palla. È bagnato? Cosa c'è? Piove anche qui? A Pianopoli, ti ricordi Gabriele? Sì. Cambiavano in continuazione la palla. Zone del campo in cui Aprile al servizio ancora. Sempre tesa in quella posizione. Mamma mia. Attacca Saraceno. Tocca il muro Jolly. Sì, non era pronto il muro. Non era rientrato Nicolas, quindi era aperto. Sfruttato bene questo attacco. Tanto +1 per comunque stavo notando nella Volle Valley che continua ad essere cercato Saraceno e di meno Saitta. La Ganà cercato da Bellucci. Chiesa alza un pochino doppia. Tocca l'asta. C'è la copertura di Mateus Dalagnol. Bonati costretto alla free ball. Tocca l'asta è davanti intanto è davanti all'arbitro e non ci ha restituito, non si sa. 10 pari. È un giallo, ma l'asta ce l'ha davanti. Giallo è Jolly. Difficile con l'asta di fronte a non vederla, anche perché non vedere quella palla. Ma stavo notando perché il giallo, se alla fine è la prima protesta del capitano Dallagnol. No, era del coach Polimeni. Sì, 10 pari intanto. Doveva protestare anche prima su un altro. Ah, ok, allora sì. Ha battuto Mancuso. Bellucci. La palla tocca a terra. Questa volta Stavolta la chiamata a me è sembrata giusta perché io l'ho sentito il rimbalzo della palla, sì. Anche perché noi non lo vedevamo, c'era il palo davanti. La Ganà al servizio. Chi è molto che forte. È bravo? Muro. Altro monster block. Ancora Nicolas Nardi per la Jolly, che la porta in vantaggio di 2 punti. Il pubblico fischia la Ganà per disturbarlo. Sì, adesso di nuovo l'opposto del Cinquefrondi al servizio. Vedi? Questa volta è stata la signora
in maglia bianca a urlare nel momento del parla anche con alcuni della dirigenza Jolly. Saitta al servizio, prima ha fatto male alla Jolly. Eccolo. Ace. L'ho detto. Sì, è la rotazione più pericolosa della Volle Valley, quella con Saitta al servizio, e lo ripeto anche, è quella in cui le squadre scambiano di più, in cui si creano bellissime azioni. Vedremo adesso cosa si inventerà il capitano della Volle Valley. Eccolo qua, ancora un jump spin, riceve Bonati, tocca la rete del soffitto e Volle Valley si porta in vantaggio di nuovo in questo set, 13-12. Ancora Saitta dopo 2 ace consecutivi. Sono 4 i punti consecutivi. Eccolo, stavolta il stavolta nastro. La Ganà out. La Ganà no. non mi è sembrato tanto out, vabbè, se lo dici tu. Sì, era out. 14-12. Era il punto cieco della telecamera, non si vedeva. E chiama timeout Polimeni. È il primo timeout chiamato in 2 set del coach Antonio Polimeni, dopo i 2 chiamati nello scorso set dal coach Bonaccorso. Questo è il terzo totale. Parla con Bonati Polimeni adesso con tutta la squadra. Chiede di essere concentrati. Fischia il secondo arbitro. Tutto pronto per ricominciare, le squadre di nuovo in campo. Al servizio ancora il capitano Saitta. Dall'Agnol riceve, primo tempo coperto ma male. Chillemi prova a spingere la palla, non ce la fa. E ancora Volle Valley 15-12, 3 punti. Sempre Saitta, sono 6. Sono 6 i punti consecutivi di Saitta in battuta, che fa soffrire la ricezione Jolly. Questa volta tiene bene Matteo Dall'Agnol. Matteo Bonati, murato. Monster block di Bandieramonte. Monster block di Bandieramonte. Il primo serio muro della Volle Valley. Esce a questo punto Matteo Bonati, che prima era stato rimproverato nel timeout da Polimeni, ed entra Alberto Limberger. Neto. È giusto, a questo punto lo diciamo tutto. Il 9. Ancora Saitta. Tiene bene Limberger. La Ganà, tocco del muro, e si chiude questa rotazione che ha fatto tanto male. 16-13. Siamo partiti da cambio nella Volle Valley. 10-11. Cambia nella Volle Valley, esce il numero 14 Lazzara. Non so se c'era l'accento. Lazzara. Qua non c'è. Lazzara. E rientra Mancuso. Quindi di nuovo cambio di alzatori. Alberto al servizio. Alberto. Muro ancora Jolly. Altro muro. E ancora una volta Alessandro Bellucci, il suo secondo muro in questa partita. Chiede formazione, se non sbaglio, Matteo no, chiesto di asciugare il campo nella Volle Valley. 16-14 qui a Catania in diretta. Sono le 18:16. Limberger al servizio per la Jolly.
Forte su niente da Chiesa, fare. che sbaglia la ricezione. Si abbassa la palla davanti il libero Chiesa, che si inginocchia in chiesa. Prima dice che era un mortorio, ora se ne vuole andare. Ecco. Insomma, decidetevi. Se devo partire parto. Era inginocchiato e ha battuto in chiesa. Non c'entra nulla con il Chiesa calcistico, ovviamente. Limberger al servizio. Questa volta è Out. quasi di poco out. Di poco out. Dicevo, c'è un giocatore di calcio che si chiama Chiesa. Non segue il calcio. Lo so, però io sì. Bandiera Monte. Bandiera Monte al servizio per la Volle Valley sul 17-15. Sul libero. Quindi su Giovanni. Sì. Che riceve bene. Chiamato in causa Tocca, Lagana. questa volta insomma, si vede. Sì. Toccato la rete di protezione. Nicolas Nardi al servizio. Tocco del nastro. Saraceno mette giù una bella palla. Ha preso le misure Saraceno. Continua ad essere ricercato Non l'ha da arrestato, Mancuso. non l'hanno ancora arrestato. Preso... no. C'è la taglia, no? Saraceno al servizio. Jump float sul libero Chillemi. E mani fuori di Matteos Dallagnol. Che botta, Renato. Che botta. Ancora Brucia. C'era uno che si chiamava Brucia. Sì, Paolo Gioele Brucia, centrale del Palermo. Bellucci al servizio. Jump float per lui. Palla flottante sempre su Buremi e poi dopo invasione. Sì. Ancora invasione si muove del la numero rete. 5. Invasione sì, di Mancuso Mancuso mentre alzava. Ancora si muove la rete Mancuso. Sì. Mancuso di spalle. Quella a quadrati. Quella cosa a quadratini. Per accennare Mancusa. Capita, no? Mancusa è stato lui. Bellucci sempre in quella zona del campo. Bella. Mura 3. Compatto della Jolly. Mura 1. Mura 1. Sulla ricostruzione. Polimeni se l'è presa con Chillemi. Ma Non era erano... assente il muro della Jolly. Sì, non c'era confusione solo in campo dopo l'attacco, sì. Non si era ricostituite le posizioni in campo. Intanto Buremi al servizio con una flottante. la Ganà ed è out. Ha colpito malissimo la palla. Polimeni se la prende col secondo arbitro. Evidentemente c'era un'invasione del muro. Qualcosa. Invasione del muro. Eccoli a colloquio i due. Molti centimetri di differenza. Chiama formazione la squadra di casa, che era al servizio. Chiama formazione il coach. Ha chiesto formazione Polimeni per la squadra avversaria. È corretta. Forse aveva saltato Buremi. Mancuso. Non lo so, vabbè. Seconda linea? Sì, forse sì. È out di nuovo. Forse non poteva saltare Mancuso e per questo ce l'aveva Polimeni. Se l'era presa. In ogni caso, ancora Volley Valley 21-18. E chiede formazione la Jolly adesso. Vuole interrompere il ritmo della Volley Valley.
Tutto ok, mentre si può ricominciare. Andrea Presta che incita i compagni. Spin out e Aprile grida come non mai per caricare la squadra. Al servizio il martello brasiliano della Jolly, Mateus Dallagnol. Jump spin su Chiesa, buono stacco da parte di bella azione, Saitta. bella azione della Volley Valley. E bravo Chiesa, le sta bella prendendo tutte. ricezione, complimenti al giovane che Chiesa. è arrivata tesa sull'alzatore e ha potuto fare un'azione veloce. Intanto abbiamo Platania al servizio, jump float per lui su Chillemi che riceve male. Alberto Limberger butta giù una palla, ma è il primo attacco, se non mi sbaglio, di Limberger. Non lo so, forse sì. Intanto cambio, è il primo attacco, l'ha messo a segno. Esce Samuele Aprile, entra Alessandro Tofoli. Solito cambio al servizio da parte di mister Polimeni, che adesso gli suggerisce dove battere. Si posiziona dal lato sinistro del campo. Sì, perché dall'altro c'è il tavolino del... Sì, mi serve la rincorsa, ma di sicuro la indirizzerà non c'è lo spazio verso questo palazzetto per poter fare. Sì, e infatti l'ha lanciata in quella posizione. Tacco out da parte di Saraceno. 22-21 e adesso anche Alessandro Bellucci si fa sentire con la sua voce. Intanto c'è formazione, c'è time out di Bonaccorso dopo i due chiamati in questo set di Polimeni. Io prendo a testate la telecamera mentre cerco di passarci sotto. Vi ricordo intanto di passare dalla pagina Facebook delle Edicole di Pinuccio, lasciate mi piace, passate anche dalla pagina Instagram e continuate a seguire le nostre notizie sul nostro sito www.edicoledipinuccio.it. Per chi è dal canale YouTube basta leggere la descrizione e ha tutti i link. Rientrano in campo le squadre al palazzetto dello sport dell'istituto comprensivo Mascagni. Sì. Tofoli al servizio ancora per la Jolly sul 22-21. Occhio muro di Nicolas Nardi che porta le squadre in parità. Io comincio ad avere paura di Saitta ogni volta che salta, ma meno male ha fatto buona guardia Nardi, mettendo a terra la palla con il suo muro, con i suoi centimetri. Ancora Tofoli a servizio sul 22 pari. Primo tempo, non riesce Nicolas Nardi a bloccare questa con una mano. E tra l'altro non c'era né la copertura di Tofoli né la copertura di Limberger. Tanto il cambio, rientra Samuele Aprile al posto di Tofoli e che a sua volta subito lascia con Giovanni Chillemi, ancora una volta chiamato nel ruolo di libero. +1 Mancuso al servizio. Mancuso e la sua jump float su Mateus Dallagnol, Laganà, muro. Bravo. È stato bravo Laganà in questo caso, ha visto un muro scomposto sì. Catturato nella Volley Valley sul più interno e la palla è finita a terra. Intanto lo stesso Laganà al servizio, ora inizieranno i fischi sotto. 23 pari, Laganà al servizio, eccoli i fischi. Visto? Chiesa tiene bene, bravo Chiesa.
copre la Canà. Bellucci rimanda la palla di là, ma c'è sempre Chiesa. Buremi. Nardi rimanda la palla di là. Out. L'attacco di Saraceno che permette alla Jolly di Intanto ci portarsi sono al le set proteste point. di Saitta con la S, ma non abbiamo visto alcun tocco. Ha protestato solo lui, oppure si è messo le mani ai capelli per il punto sprecato. Sì, perché porta al set point a Jolly. 23-24. La Canà al servizio. Ancora l'opposto proveniente da Reggio Calabria. Mimmo Laganà. No. Altissima, lunghissima, freschissima. Prende pure la traversa della porta Del calcetto. Peccato. Si arriverà a 26. E ora abbiamo cambio la rotazione con Saitta. C'è stato un cambio nella Volley Valle. È uscito Bandieramonte ed è entrato il numero 3 che non abbiamo. Io dicevo che c'era un 3 prima. Che non abbiamo, sì, tra i numeri. Il 3 è saltato. Forte. Out. Eh sì, era la rotazione pericolosa sprecata dalla Ora Volley Valle. Alberto Limberger. Tanto è ripristinata la posizione in campo. È uscito il 3 innominato. È entrato Bandieramonte. Altro set point per la Jolly. Stavolta però al servizio c'è Limberger. Do Brasil, Chiesa tiene bene. Primo tempo, copertura. Chillemi Matteus al Dallagnol. Muro. Palla Peccato. Carambola questa palla. Eccolo, lo stiamo rivedendo anche nel replay. C'è stata l'alzata in bugger da parte di Chillemi, che tra l'altro aveva fatto pure doppia in attesa Doppia. di copertura, sì, perché ha preso pure la faccia. Ah sì, carambola, cioè, pensavo in alzato, ha detto in bugger doppio, No, un po' no. difficile. 25 pari, annullato un Bandieramonte. altro set point. Champion Flot. Sempre su Chillemi. Chillemi, Laganà. Forte. Ed è Ammirato Mancuso, che ha un po' di difficoltà nelle ricezioni, nella ottimo difesa. comunque Chiesa. Sì. Infatti la Jolly secondo me non lo deve mirare. Non deve mirare Chiesa, ma mirare di più Mancuso. Sì. Battere su, perché Chiesa li sta prendendo tutti. D'altro canto la Chiesa è aperta a tutti. Nicolas Nardi al servizio. Il centrale brasiliano che la forza troppo. Si abbassa. addirittura. Sì. Sfiora la testa. Peccato Tocco. Chiesa. Ha La chiamato Chiesa. tocco. Sì, sì, Chiesa gli ha sfiorato, non ha fatto in tempo purtroppo Attaccato per lui, alla testa. perché Eccolo, l'abbiamo visto nel abbiamo replay. appena detto che ha fatto un'ottima partita finora e non ha fatto in tempo ad abbassarsi, mentre quel missile di Laganà si schiantava. Nardi. Di Nardi, chiedo scusa, è sempre missili, tanti missili sono loro due che li mandano. Sì. Se non è uno che 25, spinge 27. il pulsante rosso e l'altro. Secondo set, quindi dopo alcuni rischi da parte della Jolly, Sì. chiuso sul 25-27. Ricordiamo anche il primo parziale, se non mi sbaglio 25-21. 21-25, Sì, non come dice lì il segnapunti. vabbè, lo invertono di là In per- base alla sì. posizione perché probabilmente qui a Catania non sanno come si usano i punti, e allora il pubblico, se no per quale motivo? Il pubblico dice: ma chi sta vincendo dei due? Quello, vedi che quello di qua perché c'ha il 25, quello di là c'ha il 21, capito? Capito mi hai? 2-0 per la Jolly Cinquefrondi. E ora lo inquadriamo l'amico del segnapunti, è quello che ci ha dato il tavolinetto, la sedia. Ah, sì sì, ci hanno per fortuna dato un tavolinetto e una sedia per la regista. Tra l'altro, Renato, questo fine settimana è festa di Sant'Agata qui a Sì. Catania, la festa patronale Nella piazza principale dove c'è il nella via Atnea. via Etnea, e piazza principale dove c'è l'elefantino. L'hai visto l'elefantino? Non hai visto l'elefantino? Sì, se finiamo prima delle 8:30 vado a vedermi i fuochi. I fuochi. Quando i fuochi d'artificio sì. in piazza
E lì c'è un elefantino. Dovremmo venire con tuo papà, Gabriele, prima o poi. Sai che io ho fatto 12 mesi di naia o di noia, non si sa. No, di noia no, perché non ho avuto un momento Sì, me lo libero. stava dicendo. E quando avevo libera uscita io andavo a casa sua e lì si mangiava, portavo il cinghiale da casa quando tornavo in paese, cucinavamo. Ci C'era, raccontiamo anche i fattarelli in diretta, tanto. c'era Tinuccio, che salutiamo, che suonava la chitarra. Non c'era da dire nulla oltre all'analisi della partita che non la stiamo Ho facendo. verniciato la scrivania di tuo papà. Ah, pure. Una domenica. Se vi interessa, amici, l'edicolo di Pinuccio, Renato è qui per voi a raccontarvi come si passava la vita da più giovane. Quanti anni fa, Renato? Dunque ero secondo 86. Secondo 86. Possiamo passare un po' all'analisi della partita o no? Sì, prego. Allora, Poi non la farete più questa esperienza, ma forse la rimetteranno. Parlavano di... All'epoca partivamo tutti. vabbè, sono rumors non che si c'era- sentono da un paio di anni. Sì. E vabbè, ma tanto prima non ce n'era bisogno di avere un esercito, ora visto il quadro mondiale. Vabbè, niente analisi della partita. Ancora non è Entrano in iniziata, campo. qualcosa dobbiamo dire. Allora, vediamo. Il 6 iniziale della Jolly cambia. Diventato 7. Fuori Bonati. Dentro Limberger. E non si parte con Chillemi libero. Non chiamate al cellulare, che è il mio cellulare che viene utilizzato per la diretta. Chillemi, aspetta, ora sta controllando le formazioni. Il secondo arbitro. Vedremo se partirà Chillemi. Sì, partirà Chillemi. Posto di Nardi. Sì, unico cambio Limberger al posto di Bonati. Mentre nel Volle Valley sempre il solito 6. Però si parte in battuta con il centrale Platania e non con Mancuso. La Canà intanto ha trovato il primo punto del terzo set per la Jolly. Ancora Jolly a servizio Aprile su Capitano. Free ball per la Jolly. Attacca Limberger molto forte, scavalca il muro della Volley Valley. 2-0 per la Jolly. Forza Jolly. Dentro. Ho approfittato per vedere una brutta ricessione di Chiesa. La palla viene recuperata. Free ball ancora per la Jolly. Nardi coperta bene. Anche questa alza Chiesa. Muro Jolly. Ancora copertura. Bandiera Monte. Ancora una volta il muro Allora, della Jolly con sono Nardi. ritornato. Ditemi questa volta com'è il punteggio laggiù? 0-4 per la Jolly, Ah, ok. che continua ad Ero essere... impegnato, Sì, continua ad attaccare inginocchiato bene a la Jolly. sistemare. Abbiamo visto buoni muri da parte di Nardi. No, non ero davanti a Chiesa, ero Ha qui. chiesto già time out il coach Bonaccorso.
La mia regista mi chiede se ero inginocchiato davanti chiesa, ma ero inginocchiato sotto il tavolinetto per sistemare i cavi. Quindi ho perso 4 punti. Tra l'altro c'era stato un ace Pure. sulla linea, l'abbiamo visto. Anche perché di qua li vediamo bene, da qua su. Sì, poi fa freddo qua su, quindi Io ho caldo. è ghiaccio. E io sono appoggiato alla balaustra che è in ferro e appoggiato al muro che è gelato. Per cui di fianco c'ho la telecamera, non posso Aprile, andare in un altro posto. ancora al servizio. Samuele Aprile. Bandieramonte riceve male. Saraceno come può. La ancora Ganà free in ball. copertura e la Ganà schiaccia ovviamente senza muro. Palla facile. E la Ganà ha trovato il petrolio. Ha bucato il pavimento della palestra tra un po'. 5 a Dobbiamo 0. sfruttare allora queste palle su Bandieramonte. Abbiamo visto che ricezione errata non ha permesso una buona costruzione. Anche Chiesa ha dato. Volley Valley. Anche Chiesa ha dato alcuni problemi. Altro sì? time out addirittura. 2 time out chiamati Di già? Entrerò da inginocchiato? Bonaccorso, sì. 5 a 0, uno su 4 a 0, l'altro sul 5 a 0. Vuole sistemare qualcosa nella squadra. È arrabbiatissimo. Però si mantiene senza gridare perché sennò si sente in tutta la palestra. Eccolo, Renato sta provando ad inquadrarlo. Sì, con la telecamera a 2,50 m. Vediamo come si sta arrabbiando silenziosamente. Ho abbassato pure io il tono della voce perché Per sentire silenzio. State zitti. c'è silenzio totale in palestra. Ecco, ora si sfoga il coach Bonaccorso. 5 a 0 Jolly. 2 time out già chiesti dalla squadra di casa. Ancora Aprile al servizio. Oh, altro ace. Altro ace di Samuele Aprile. Si è aiutato col nastro. No, Deve è che chiedere- ormai ha digerito quei panini. Quei panini, esatto. Perché sono le 7 ora. Cambio. Vediamo se lo manda in Cambio, panchina. Bandieramonte. Esce Bandieramonte. Ma se In esce effetti. Samuele vedrai che si mangia un panino. Entra il numero 3 innominato perché non ci abbiamo il nome sul foglio. Riceve il capitano. Muro Poi di ancora, nuovo. ancora Muro. Sempre della coppia Limberger Nardi. Coppia Aveva brasiliana. attaccato ancora l'opposto saraceno. Altro Ora- cambio. Stavolta cambio di alzatori. Esce Buremi. Entra il numero 14 Lazzara. Dopo il cambio di centrali, il cambio di alzatori. Stavolta Samuele Aprile. Lazzara prova a mandare la palla nel campo Jolly. Salta Limberger per evitare appunto che torna nel campo calabrese. E quindi 8 a 0. Samuele Aprile ancora. Ancora una volta la palla torna nel campo della Jolly, ma Limberger fa ancora una volta Allora, buona io ero guardia. impegnato a chiedere il nome dell'innominato. Siamo quanti siamo? 9 a 0. Aspetta, ero fermo a 7. Sempre Samuele Aprile al servizio. Allora, il numero 3 si chiama e Cuti. Limberger stavo dicendo si fa sentire lì Ah, davanti. ecco, ce l'ho Cuti. Col numero 18 però. Sì. Oh, presa però, Nardi, ragazzi. bravo. Limberger. Tacca mani fuori. Mani fuori, 10 punti consecutivi della Jolly. Allora, 10 a 0. C'è qualcosa svelato. che non va nella Volley Valley. Svelato l'arcano. Noi abbiamo il numero 18. Cuti, che è il numero invece 3. è il numero 3. Ok, perfetto. Ok? Aprile al servizio. Ancora. Copre Matteus Dallagnol. Bellucci sceglie e trova la Ganà. E c'è copertura. Buona copertura. Saraceno costretto alla free ball. Matteus Dallagnol. Bellucci ancora. Nicolas Nardi. Ancora a terra questo pallone. 11 a 0. Tanto il campo è bagnato. Sì, se ne è accorto Buremi che lo indica al secondo.
Oh, la Jolly è... Che faccio? Mi inginocchio di nuovo e torno fra 3-4 punti. E guarda, sulla Jolly mia sta andando cartellina molto bene. ho dal 4, 4, 5, 6, 7, poi non ho nulla e poi 9. Quindi l'8, ho perso i primi 3. È inutile ripetere che c'è Samuele Chi è Aprila che al c'è al servizio. Saraceno stavolta attacca, Stavolta out. Out. 12 punti consecutivi della Jolly, 12-0. Stanno cercando spiegazione anche tra di loro, quelli della Volley Valley. Non ho capito se c'era o meno il tocco. No, non c'era. Non c'era, perché ho visto Nardi che faceva segno di tocco, ma non... Vabbè, c'è Boh. Samuele Aprila al servizio. Saitta, Saitta, sì. Saitta, tocco del muro. Eh sì, stavolta non si poteva prendere. No, era Si fuori, sbloccano. è fuori dal campo perché il campo è piccolo. Si sbloccano i giocatori della Volley Valley. 11-1, 12-2. 12 a 1, 12 a 2. Perché come là c'è scritto 2? Come 12 a 2? È il primo punto questo. Ah, l'hanno perso, vedi che ok, stanno era rimettendo. caduto. Mo mi sono, no, dico, insomma. Al servizio il numero 14 di Lazzara, che è il secondo alzatore. È out, peccato Out. questo. 12-2. Ora è 2, l'1 era caduto e il 2 c'è. Ancora Lazzara, quindi più 1 per la Volley Valley. Riceve dall'Agnol, Bellucci, sceglie e trova Limberger. Bello, bene, copertura di Chiesa. Lazzara ha cercato Saraceno. Saitta copre, Saitta si propone, muro. Saraceno copre ancora, primo tempo, c'è Nardi. Doppia. No, doppia, ma ha toccato la rete quando stava scendendo dall'attacco. Vabbè, Il centrale. però comunque la palla girava e quando girano Il centrale Di Franco, che ricordo sta sostituendo Bandieramonte, che era in difficoltà. Il centrale è Di Franco? Sì. E quando gliel'hanno dato? Che ora ha lasciato spazio a Chiesa. No, pardon, il centrale è Cuti. Il numero 4 io non lo vedo. Sì, infatti è out. Questa è intanto la palla di Laganà. Si ferma sulla rete. E ora inizia la rotazione che ha fatto tanto male nel secondo set. Nel secondo set con Saitta al servizio. Siamo 13-3. Capitano della Volley Valley al servizio. Molto forte. Bene. Bravo Dall'Agnol. Senza muro. Attacca. Bravissimo Dall'Agnol a prendere questa palla. Bravissimo anche Laganà a buttarla giù davanti a Lazzara, che si è inginocchiato Lazzara. di fianco a Chiesa. Lazzaro. Vicino a Chiesa, tra l'altro. Out, ma colpisce Limberger. malissimo Limberger. E punteggio ancora di 10 punti la distanza tra le due squadre. 14-4. Al servizio Cuti, numero 3 Cuti su Giovanni Chillemi ci ha cercato ma non c'era lo spazio. Ancora una volta fare questi pallonetti bassi quando c'è Nardi in elevazione. Sì, infatti Nardi è un suicidio. Nardi ancora una volta ha approfittato delle ingenuità della Volley Valley. Poi a fine partita ci facciamo dare il discount per vedere quanti muri ha fatto Nardi quest'oggi. Nardi che adesso va al servizio, ma prende la parte bassa della rete. 15-5. 5-15. Servizio di Saraceno. C'è un flot per lui e si ferma sul nastro. Bellucci al servizio dalla parte della Jolly. Saraceno, Murato, Matteo Dall'Agnol.
Lui non aveva murato quest'oggi, eh. Stavano murando solo Nardi, Bellucci, Aprile. Vabbè, hanno murato quasi tutti. Li stavo Hanno fatto cercando tutti di i contare. muratori, Sì, tranne sì. Giovanni Chillemi che non può. Bellucci, Tesa, la tiene Lazzara. Muro Ora 1, uno. ma si Saraceno, ricomincia. Saraceno è attack out. out. Quale tocco? No, no, Era out, alto out. 10 metri. La ultima TV cerca il tocco, ma noi siamo posizionati. È passata molto alta. Questa volta c'è il giallo anche dalla parte Nella Volle Valley. della Volle Valley. È un rosso. Rosso. C'era già stato il giallo? No. Quando? Non lo so. È un rosso. Sì. Rosso Volle Valley dopo un'altra protesta. Si cercano spiegazioni. Ah, ha sbagliato. sbagliato E io ho già scritto, cartellino. vedi che ho già scritto. Decidetevi però, Sbagliato cartellino, era giallo. È daltonica. Vabbè, Tra l'altro anche Bonaccorso, il ci metti un coach po' di aveva blu chiesto ma che al io? giallo e diventa verde. Bonaccorso stava dicendo ma che io? Che ho fatto? Infatti. In ogni caso, giallo secondo me per le proteste della squadra, non per Bonaccorso. Ok, adesso sta protestando Bonaccorso. Continua. E mi sa che ora sta Il mettendo rosso. mano al. No, No, no. abbiamo visto che si metteva la mano in tasca. Bellucci. All'unisono. Primo tempo. Oh, colpo strano. Sì, colpo La strano, ma Samuele mani. Colpo strano perché l'ha presa di lato eppure all'indietro. Quindi l'ha colpita come poteva. Intanto Buremi al servizio. Jump spin. Tocca. Aveva toccato sì la linea. Vista, noi siamo posizionati Proprio sopra la proprio linea. sopra la linea. Cambio. Esce Buremi. Ed Ed entra entra il adesso numero il numero 4 4. Mancuso. No, Di Franco. Di Franco. Mancuso è 5. Ti ho dato un punto in Mancuso più. sì che è pure fuori tra l'altro. È fuori da dove? È fuori in panchina dove? Ma chi? Mancuso. Mancuso è fuori. Sta Questo dando è i Di numeri Renato. Sta dando i numeri. Palla spinta. Pipe. Che si aiuta con questo si chiama lato B. Allora riprendiamo. Fattore Diciamo C. che lui è di Franco, mentre il Mancuso è di fuori. No? Mancuso sì è È fuori. di fuori, ok, lui è di Franco. Eh. Matteo Salagnola a servizio. E si Ehi. ferma anche questa. Colpito troppo tardi il pallone secondo me. Rientra, allora vediamo un po', rientra il numero 3, il nominato Cuti, e va al servizio il numero 17 Platania. Sull'Imberger che- come può. E poi va pure ad attaccare. Tocco del aiutare muro. dal muro. Fatti prestare un po' di capelli dalla Da Platania. Platania perché? Poi devo andare dal barbiere. Abbastanza. Oh, Ah, non vuoi? che sa quanto costa? Io ho risparmiato in questi anni una barca di soldi. Ho investito quando ero a Pisa nel Klondike, ho comprato una macchinetta usata come faceva Paperon dei Paperoni. Ah, ma è entrato Varamo al servizio. Primo tempo Muro, Vabbè. era inevitabile. Il libero, sì, il numero 3 Cuti salta poco con un colosso davanti. Muro di Nardi come stile di vita ormai in questa partita. Ancora Varamo al servizio. Oh, aspetta, qual è? Giacomino. Giacomino. Muro Ancora. ancora. Stavolta la Ganà a differenza di Nardi.
C'è Giacomino, non l'avevo visto Giacomino. Gli avevo detto che l'avrei chiamato Giacomino, eh. Sono autorizzato. 7-23. Il piccolo Giacomo è Giacomino. Classe 2001, Varamo, cresciuto nelle giovanili della Jolly, promosso in Serie B quest'anno. Saitta. Com'è? Campo anche questa, non c'è niente da fare. Errore ancora una volta dell'attacco della Volle Valley, ha lasciato il pallonetto, poi il muro in discesa della Jolly. A te il calcolo dei set point. 24-7. Varamo ancora a servizio, per un pelo, sì. È andato nell'angolino, che è uscita di esce. pochissimi centimetri. Varamo adesso esce al posto di Aprile, E che lascia la il posto Zara, a sì, Chillemi. fanno un po' di cambi. Aprile, ok, tutto a posto. La Zara al servizio, non sono ben posizionati ancora i nostri. Su Mateus, primo tempo, no, è riuscito con la sinistra, sì. Come ha potuto l'ha presa, muro, tocco del muro, colpa di Limberger, infatti chiede scusa perché era troppo posizionato in avanti. sì. È riuscito comunque a toccare con la mano sinistra e rimandarlo dall'altra parte. 9-24, altro set point annullato. Manco salta il numero 17, gli rimane lì a Nardi la palla. Ok, Sta perdendo la testa un po' la sì. Jolly, non la vuole chiudere. 10-24, stavo dicendo che la Zara non ha nemmeno saltato. Ok, ora sì, il piccolo assassino l'ha fatto, out. Ha deciso di chiudere lui la partita. 10-25 dopo un'ora e 23 minuti di gioco. Sono gli applausi della regia e di Gabriele. Io sono impegnato con la cartellina, con la cartellina in mano. Salutiamo. Va bene, vediamo un po', Gabriele. Ricordiamo i parziali un attimo. Primo set 25-21 per la Jolly, secondo set 27-25 Jolly, terzo ed ultimo set 25-10 Jolly. Chiuso 3-0 questo match, il primo di ritorno. Vediamo la posizione della classifica di ieri. Abbiamo la Conad Lamezia che ci ha battuti 2 settimane fa a 32 punti, Pozzallo a 26, Diper Mandor Jolly 5 Frondi a 25, poi abbiamo la Gupe Volley a 22, le Toianni a 22, il Palermo Angelina Saper Palermo a 21, Raffaele Lamezia 19, Algoritmo Universal Catania 18, Etesa Porito 16, Atria Volli Partanna 14. Ah, ce l'hanno lì? Ma io non vedo lì, io vedo la mia cartellina. Ovviamente quella di ieri, senza contare la partita ormai finita della Ultima Jolly. TV 12, Modica a 6 e Falino di Codo Tonno Callipo a 1. Ce l'hai la schermata della settimana prossima? Pure no, non ce l'hai, ecco. Allora, prossima partita il 20 ho sbagliato. Il 10 il 20 gennaio, perché ho messo 20 gennaio. Mi sono portato una... Vabbè. Comunque il 10 febbraio. Questa è Elisa. Non è Elisa? Queste sono le giornate di oggi. Ospiteremo Etessa Porito Cosenza alle 18 dal Pala alle 18, non dal Pala Gabriele, dal Pala Bonini. Va bene. Chiudiamo, sì, salutiamo anche Ciccio Bonini che ci fa segno giù nel campo. Chiudiamo con l'immagine. Sì, chiede perché ovviamente dovete andare a vedere i fuochi, sì, dovete andare a vedere il Festa di Sant'Agata, quindi chiudiamo. Appuntamento a settimana prossima da 5 Fronti. Saluti a tutti, arrivederci, grazie di essere stati con noi. Buona serata. E mandiamo la sigla. Ce la facciamo? Sì.